vaschetta. Alessandra, adesso torniamo in studio e parliamo del badminton e dovremmo avere già in linea Morino Fabio, che è il direttore tecnico nazionale badminton settore giovanile junior. Ci sei, Fabio? Sì, ci sono, buongiorno a tutti. Un applauso. Ciao, Fabio. Cosa ci puoi dire a livello nazionale? Qual è il movimento? Come si sta muovendo questo sport che dal 92 è dentro anche i Giochi Olimpici? Sì, esattamente, dal 92 è sport olimpico, anche se aveva fatto una prima apparizione già alle Olimpiadi, quelle sfortunate Di Seul. Monaco. Monaco. 72. Esattamente. Si può dire che a livello italiano è assolutamente in espansione, siamo uno dei primi sport nelle scuole e siamo uno dei pochissimi sport che fa anche la fase finale dei i vecchi giochi della gioventù. Quindi i numeri sono assolutamente in crescita per uno sport che è diventato anche uno sport globale, ormai si gioca in tutto il mondo, in qualsiasi nazione del mondo e anche per questo è molto competitivo anche a livello internazionale e per i ranking olimpici. E tu come segui adesso i ragazzi? Quanti ragazzini ti trovi? Come li gestisci? Devi girare? Tu sei piemontese e appunto qual è il tuo impegno a livello nazionale? Sì, io sono di Aquiterna in provincia di Alessandria, però ho la base, anche se vivo qui, ho la base a Milano dove abbiamo il centro tecnico federale, il Palla Badminton, che è la nostra struttura di eccellenza riservata solo e esclusivamente al badminton ed è lì che si allenano i nostri nazionali seniors e anche i nostri nazionali juniors. Abbiamo anche poi altri giocatori che non sono ancora attualmente al centro, che si allenano nel club, che però curiamo con dei raduni sempre a Palla Badminton oppure dei raduni di zona, quindi un raggruppamento di alcune regioni, ma sempre capitanate o da me o da un altro allenatore che è nello staff della nazionale. Ti chiedo un'ultima cosa perché dobbiamo correre, i tempi televisivi sono sempre stretti. Come lo vedi il Veneto a livello nazionale? Il Veneto, come in altre regioni, è una regione viva che sta cercando di espandere il suo bacino di utenti nel badminton. Ha iniziato bene nelle scuole, ci sono 2 o 3 club storici. Adesso noi abbiamo anche come federazione un progetto che si chiama Vola con noi, che vuole appunto portare le conoscenze del badminton, conoscenze tecniche, tattiche, di preparazione fisica sul territorio, in modo da fare promozione, ma soprattutto per innalzare il livello tecnico. Il Veneto è una di quelle regioni che abbiamo già visitato, io l'altro corso di Piona Roland Brunto, e che continueremo a monitorare in seguito per la crescita tecnica. Bene, grazie. Facciamo un applauso Fabio, al nostro direttore tecnico giovanile. Ciao Fabio, grazie. Allora velocemente presentiamo i ragazzi del badminton proprio, quindi parliamo Salve. con... Ciao. Alessandro Simonato, io ho 27 anni e gioco da 6 anni qua a Padova. Io sono della provincia di Treviso e grazie all'università ho potuto scoprire il badminton Calvi e quindi mi sono iscritto. L'università aiuta anche a ricevere un sacco di studenti Erasmus che arrivano qua, essendo anche uno degli dall'estero, uno degli sport più diffusi, e cercano, dopo in questo caso a Padova trovano noi, però insomma è una buona cosa, insomma sicuramente multietnico come sport. Infatti lo vedremo. Facciamo un giro dei nostri amici, così un saluto, non vogliamo... Anche il piccolino. Anche il piccolino l'abbiamo saltato, come ti chiami? Il tuo nome? Il tuo nome? Come ti chiami? Non ci deve pensare, Mattia non è così semplice. Mattia? No, Mati. Matti. Bene, Un Matti, applauso quanti anni a hai? Matti. 6 anni. Abbiamo portato perché gioca già lui. Gioca già, Matti. Col papà gioca. Bene, passiamo Bene, il andiamo a microfono. conoscere il papà, Sei il immagino. papà? Il papà? Salve a tutti, sono Uddin Jamal. Ecco, lui è... Aspetta. Calvi Badminton per Padova, così 2 o 3 anni. Ok, Bene. tieni il microfono più vicino. Passiamo il Ci stavi microfono dicendo, dietro, dice il Bruno? professore. Sì, lui è il nostro miglior giocatore e fa la Serie C. Il problema è che abbiamo le gare molto lontane e quindi se uno non ha mezzi deve stare via venerdì, sabato. È impegnativo anche È impegnativo. È impegnativo come... Facciamo un po' veloci col saluto, dopo dobbiamo passare al tennis tavolo e chiudiamo. Ha le stesse regole del tennis per come progressione. Ah, ok, per le categorie. Prego. Salve, sono Noè Fodop, sono del Camerun, gioco a badminton da quasi un anno. Bravo.
Sono Brenda, sono inglese, ho giocato la prima volta 35 anni fa in Inghilterra, ma poche volte. Ho ripreso 7 anni fa, quindi vuol dire che si può giocare a badminton in qualsiasi età. Dice bene lei badminton, però scusa, se non volete. Le ho dato io l'occasione appunto con la società di Padova. Bene, di riprendere. Questi sono... Chiudiamo con quest'ultimo amico. Salve, sono Naim Hamin, gioco a badminton 5 mesi. Ah, quindi insomma hai cominciato da poco. Facciamo un applauso agli amici del badminton. Questo tennis tavolo, abbiamo delle atlete dietro, dai sentiamo loro, poi puoi intervenire quando credi, prego. Salve, mi chiamo Alessia Ortile e gioco a tennis tavolo da circa 2 anni. Bene. Salve, mi chiamo Luisa Maria Anastase e gioco a tennis tavolo da circa 8 anni. Andrebbe bene anche nel tennis Nastase. Di femminile. Di femminile, fatto i playoff. Categoria di femminile, bene. Dicevo, andrebbe bene anche nel tennis il cognome della signorina Anastase. Prego. Buonasera, sono Eleonora Lenci, sono il capitano della squadra che gioca in B femminile e ho ripreso a giocare nel 2010. Avevo cominciato nel lontano 97 quando ero bambina e poi è ritornata la passione e mi hanno chiesto anche di tornare a giocare per allenare anche i ragazzini e alla fine mi hanno Voi coinvolto. siete della società Messuggitto, scusa? Unione Sportiva Sarmeola. Ah sì, quindi padovana? Sì. Con il professor Lenci, Giuliano, c'entri? No, non siamo imparentati, no. Buonanima, povero. Glielo chiedono tutti perché... Immagino. Beh, insomma, è un personaggio. Ha fondato il Museo del Risorgimento a Padova, il professor Lenci, presidente del Consiglio Comunale di Padova. Purtroppo non c'è più pisano come la mia famiglia d'origine. Prego. Salve, sono Zandona Mattia e gioco a ping pong tennis tavolo. Facciamo un applauso, uno che ha detto. Che ha detto. Finalmente, il presidente sta già dicendo, adesso lo riproviamo. Bravo, ping pong, adesso ho capito cos'era questo sport. Prego. Da circa 2 anni e quest'anno abbiamo giocato la D2 e siamo stati promossi in D1. Ecco, anche per loro, presidente, passiamo il microfono su. C'è la stessa procedura del tennis, cioè la progressione nelle... Si parte dalla D3, diciamo, poi D2, D1 e si va fino alla 1. Noi quest'anno per esempio siamo arrivati C1 promossi e in più siamo in A1, diciamo che siamo passati e abbiamo fatto i playoff sempre lì. Ma quando dice siamo, cioè siamo perché faccio parte della società. Faccio parte della società. Sì, ok, sì. Prego. Perfetto. Prego. Buonasera, Pier Giorgio Lincetto, nella doppia veste giocatore per il tennis tavolo Q4 dove è responsabile il presidente e sono anche segretario del Comitato Regionale Veneto. Mi occupo del progetto Giovani che da 3 anni nella Federazione Tennis Tavolo Roma è partito, è andato a moltissimo spazio, così anche in Regione. Sta dando i suoi primi frutti, abbiamo un tecnico regionale da 2 anni itinerante e quest'anno il Veneto, essendo la terza regione come risultati e partecipazione in Italia, ha prodotto anche 2 ragazzi chiamati Under 12 e chiamati già in nazionale, sono stati in Svezia e prossimamente anche andranno in Giappone e in altre Quindi girano il mondo? Insomma, non è più ping pong, è tennis tavolo. Tennis Esorterei a prendere tennis, visione perché ci vogliono 4 ore di allenamento giornaliere, diventa molto impegnativo anche a livello giovanile. Passo il microfono. Sì, andiamo perché un applauso intanto al nostro Roncolato Fabio, sono il direttore tecnico del Redentore 1971 Tennis Tavolo Este, è una società storica di Este, nata appunto nel 1971, società che ha fatto la Serie A dove ho giocato anch'io dal 2000 al 2005, abbiamo fatto la Serie A poi fino al 2012 con 2 finali scudetto nel 2009 e 2011 della 1 maschile, purtroppo perse. Facciamo attualmente la B1 maschile e abbiamo un settore giovanile di ottimo livello con 2 medaglie di bronzo e poi Italiani Juniores. È importante la base sempre di questi ragazzi, abbiamo visto che cominciano giovanissimi, li tirate su proprio, diciamo, come noi iniziamo con i ragazzini più giovani che abbiamo noi sono del 2008, per farvi capire. Quindi, insomma, proprio la base è i 6 anni. 6 anni. Prego, hanno un tavolo particolare, domando? No, sono tavoli omologati, noi abbiamo 2 strutture di cui ci alleniamo, una con 4 campi di gara e una con 6 campi di gara. Ah, prego. Bene. Buonasera, sono Biagio Ferrara, sono un giudice arbitro regionale, mi sono appassionato a questa disciplina da un paio di anni,
grazie a mio figlio che anche lui gioca a tennis tavolo. Ecco, noi riserviamo sempre un momento particolare per i giudici, per gli arbitri, perché noi parliamo dello sport, parliamo degli atleti, dirigenti, allenatori, ci dimentichiamo che senza gli arbitri, i giudici, nel bene o nel male, come si suol dire, non si può far nulla. E quindi io vorrei per lui, in rappresentanza di tutti quelli degli altri sport che fanno i giudici, un applauso. Non è facile perché il giocatore c'è lui, magari c'è l'altra squadra, c'è il suo pool, il giudice può avere tutti contro, nel senso che non direi che il tennis deve avere tavolo un grande controllo. Nel tennis tavolo c'è molto fair play, quindi gli atleti spesso sono amici e quindi finito il torneo, finita la gara, si va tutti al bar. Il giudice nel tennis tavolo, al di là del punteggio, fa anche, ecco, cioè ci possono essere delle infrazioni, uno tocca il tavolo. C'è un controllo iniziale di tutto il materiale che certo. è stato già omologato alla fonte, però bisogna un attimo stare attenti che la manifestazione vada, diciamo, si svolge regolarmente e indubbiamente deve anche guardare un po' che tutti rispettano le regole. Quali sono le infrazioni particolari? Ci sono delle... Diciamo che sì, principalmente è il servizio, quindi nel momento in cui deve essere fatto la battuta esatto, deve essere fatto in maniera regolare, quindi ci sono delle regole da rispettare. Allora, andiamo a ricordare gli eventi perché dobbiamo chiudere. Chiedo a tutti però di farci vedere l'attrezzo, quello che avete, così in chiusura facciamo vedere la differenza dei vari. E ricordiamo anche questo evento del CONI dopo alla fine. Pronti? Allora, evento, lo ricordiamo ancora? Allora, le cose salienti. Dall'8 al 15 giugno a Canottieri Padova, gloriosa storica società sportiva presso la Canottieri Padova, è un torneo femminile, singolo e doppio, sono giocatrici che arrivano da tutto il mondo. Qualche nome importante? Qualche nome, diciamo, tanto nazioni, dagli Stati Uniti al Brasile, l'Australia e alcune italiane anche. Est Europa moltissime. Il range, diciamo che dal numero 120 alla 250. Bene, poi abbiamo già detto anche quello del 2000, quali altri tornei? No, io volevo ricordare che stamattina è stata fatta la conferenza stampa del trofeo CONI Festival dei Giovani Consiglio 2014, che verrà inaugurata con la manifestazione ufficiale, quindi l'accensione del tripode, la sfilata degli atleti, anche alcuni testimoni, tra cui, visto che abbiamo parlato di Canottieri, ricordiamo Rossano Galtarossa, che era presente. Un applauso a Rossano. Anche questa mattina alla conferenza stampa che avverrà l'8 di giugno, quindi prossimamente a Tambrè, sempre nella zona del Pian del Cansiglio, perché si sta rivalutando anche tutta la zona del Cansiglio. La manifestazione durerà fino alla fine di giugno, quando avremo la chiusura della manifestazione che verrà a Farra, sempre in provincia di Treviso. Allora, il torneo invece del 2000, dicevamo... Sono due tornei, quello dal 14 al 21 che è il Tennis Europe Under 12, dal 21 al 29 il Challenger da $50.000 maschile. Al Tennis 2000 a Padova. Chiudiamo col beach tennis, fate vedere intanto anche le vostre del beach attrezzature. Tennis che fa sempre parte della famiglia Velocemente, FIT. Velocemente, ci sono 6.000 tesserati in Italia, 130 nel Veneto. Le regioni più importanti sono l'Emilia Romagna, le Marche, la Toscana e la Campania, quindi regioni bagnate dal mare, ma sta prendendo piede anche in regioni come la Lombardia. Ci sono pochi campi coperti, nel Veneto credo solo a Rovigo in questo momento. Si gioca comunque nella sabbia, insomma, sì, come dice. Ma volendo giocare anche d'inverno, nella stagione indoor. Quest'anno si svolgeranno a fine giugno, quindi fra poco, a Sottomarina i campionati italiani. Bene, di beach tennis. Siamo pronti? Dire anche un'ultima cosa per quanto riguarda FIT, dal 2011 anche il gioco del paddle è passato all'interno della federazione. Facci vedere la racchetta da paddle. FIGP, che è Federazione Italiana Gioco Paddle. E a fine anno, dal 20 di ottobre, si svolgeranno i mondiali a squadre in Spagna, per cui ci sarà una selezione anche a livello nazionale nostro da un CT che attualmente si trova a Milano, e tramite 2 incontri verranno scremati gli 8 giocatori che poi andranno a rappresentare la nazionale italiana. Bene, allora la racchetta da paddle l'abbiamo vista, la racchetta da squash l'abbiamo già vista nelle mani ai ragazzi, badminton. Tennis tavolo, ci sono sempre le vecchie butterfly, io avevo una butterfly. Sì, ma ancora? Però la butterfly non la deve comprare perché costa più di questa racchetta qui. Va bene. Allora grazie. Salutiamo. Alessandra. Grazie a tutti i nostri la prossima ospiti. settimana parliamo della... No, non l'abbiamo scritto, ma se non ricordo male è del CIP.
Cup. Esatto, Giusto? abbiamo tutti gli sport paralimpici, quindi avremo i paralimpici, avremo la Federazione Italiana Cronometristi, avremo anche la Federazione Italiana Medici Sportivi, quindi parleremo di tante belle cose degli sport paralimpici dove anche abbiamo tanti bei risultati. Grazie a tutti, viva gli sport, viva lo sport in generale, viva il